siamo in un paese in provincia di Treviso che si chiama Maser e la villa si chiama Villa di Maser. Ha come cosa più magica forse di tutte le altre ville del Palladio il fatto che attorno vi è ancora la sua azienda agricola, perché queste erano ville in fin dei conti nate per dare un luogo piacevole in cui vivere ai patrizi veneziani che erano venuti a lavorare nelle loro terre. La villa di Maser celebra l'incontro e forse lo scontro tra due giganti dell'arte italiana del Cinquecento, il Palladio, che l'ha progettata, e il Veronese, che qui ha potuto realizzare un ciclo di affreschi di straordinaria forza illusionistica, che relega in secondo piano l'armonia e l'eleganza del tratto architettonico del Palladio. Entrambi furono ingaggiati dai fratelli Barbaro, committenti colti ed esigenti, che avevano conosciuto le grandi residenze romane e che certo hanno sfruttato la rivalità tra i due grandi artisti. La cosa più straordinaria di questi affreschi è il fatto che è tutto un gioco di trompe-l'œil. Ci sono personaggi che escono da delle porte, ci sono personaggi che stanno sulle balaustre per ricevere i visitatori, ci sono nicchie in cui lei intravede dei quadri per dargli l'idea di profondità e ci sono queste viste all'esterno come se la casa fosse completamente bucata, se lei vuole, la possibilità di avere anche sui muri il paesaggio intorno, e questa è forse la cosa che la rende più leggera e solare. Ricordi ce ne sono mille, perché mia madre vedeva un po' tutto il mondo e quindi le persone che sono passate qui sono tutte una più affascinante dell'altra, e quindi ricordi ne ho tantissimi, di concerti, di serate, di visite più o meno importanti. È una cosa incredibile, chiunque la veda si rende conto che è una cosa viva a cui piace essere vestita e essere bella.